Salve, sono Gerry Brighenti, conduttore di Area TV e presentatore della serata del 1 marzo 2025 al Nevada Dancing di Terrossa di Ronca. Qui si è svolta la finale 2024 di Miss Lady e Mr. Basso Veronese, un concorso di cui sono orgogliosamente il patrono. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale La Pianura, con il ramo Fashion One Moda e Spettacolo, e supportato dall'agenzia Gerry Fashion 1. Miss Lady e Mr. Basso Veronese, con 22 anni di storia e 19 edizioni, si conferma il concorso più prestigioso della provincia di Verona. Anche quest'anno il concorso è stato abbinato a Miss Mister Europa, attirando partecipanti da tutto il Veneto. La finale, anziché tenersi entro il 2024 come di consueto, ha avuto luogo nei primi mesi del 2025. La serata ha visto la partecipazione dell'Orchestra Voice, che ha intrattenuto il pubblico con la sua musica, accompagnando le uscite dei concorrenti e regalando un'atmosfera di festa. Tra gli ospiti si sono esibiti i gemelli Tomás e David Bigardi, campioni di ballo, con un GIF sincronizzato. Abbiamo inoltre ammirato Cristina Cerisara, Lady Basso Veronese 2023, in un momento di grande eleganza. La finale è stata interamente dedicata alle Lady, culminando con l'elezione ufficiale di Lady Basso Veronese 2024. Per l'occasione sono stati invitati Amalia Grigoras e Fabio Nardon per essere premiati ufficialmente come Miss e Mr. Basso Veronese 2024. Entrambi sono stati selezionati attraverso le varie fasi del concorso nel 2024, in assenza di una finale specifica per le loro categorie. Le Lady hanno sfilato in 3 uscite accompagnate da Amalia e Fabio. La prima uscita, in costume da bagno, ha dato il via alla serata e ci ha permesso di ammirare ogni concorrente. Durante l'intervallo tra le uscite abbiamo assistito alla straordinaria performance di Jive, sincronizzato dai gemelli Tomás e David Bigardi, un momento di puro spettacolo.
uscita in abito elegante ha visto le concorrenti indossare gli splendidi abiti da cerimonia realizzati da Sartoria Francesca di Ca' degli Oppi Oppeano. Sartoria Francesca di Arena 28, Ca' degli Oppi di Oppeano. Un applauso! Sartoria Francesca, un applauso, grazie, sì, ci sta, gli abiti sono veramente bellissimi, direi ancora di più di bellissimi. Oltre alla sartoria, Sartoria Francesca ospita anche l'Istituto Moda e Professione, dove le allieve imparano taglio, cucito e modellistica. Con il superamento dell'esame finale, le studentesse ottengono un diploma, un riconoscimento per il loro impegno e talento. Gli abiti di Sartoria Francesca sono stati una vera meraviglia della serata. Andiamo avanti. Cristina Cerisara ha catturato l'attenzione in abito da sposa. Sempre vestita Sartoria Francesca, perché fa anche, ovviamente, come tutte le sarte che si rispettano, solo quelle brave, però anche gli abiti da sposa, e Francesca è brava, la numero uno. Vestiti di Francesca, che poi avremo modo di rivederli per le premiazioni, saranno ancora vestiti con il suo diamante. Sartoria Francesca, Ca' degli Oppi Oppeano.
Come già accennato, anche per l'uscita delle premiazioni, le nostre bellissime lady sono uscite vestite Sartoria Francesca, Sartoria Francesca. La giuria, composta da personalità del mondo della moda, pubblicità e spettacolo, presieduta da Max Blasco, sosia di Vasco Rossi, Federico Carbognin, scrittore e divulgatore storico, Cristina Cerisara, Tomás e David Bigard, Andrea Furegati di Area TV, Francesca Fin del Nevada Dancing, mi scuso se mi sono dimenticato di qualcuno, ecco il responso finale della giuria con il titolo di Lady Nevada. Se l'ha giudicata Flavia Barini, 52 anni, cameriera di Argenta. Sonia Becchetti, 53 anni, modella over di Nogara, con il titolo di Lady Area TV. Titolo di Lady Eleganza. Rossana Santi, 59 anni, infermiera di Montecchio Maggiore. Seconde classificate con il titolo di Miss Lady Europa. Alice Libero, 58 anni, commessa di Sarego. E Graziella Scortegagna, 60 anni, operaia nel settore orafo di Cornedo Vicentino. Madrilena Massignani, 56 anni, modella specializzata di Cornedo Vicentino, è la nuova Lady Basso Veronese 2024. Complimenti a Madrilena. Come già detto, abbiamo eletto ufficialmente Miss e Mister Basso Veronese 2024 Amalia Grigoras e Fabio Nardon. Vediamo il momento della proclamazione ufficiale. Amalia Grigoras, 18 anni, studentessa di Gambellara, la nuova Miss Basso Veronese 2024. Fabio Nardon, 24 anni, elettricista di Montecchio Maggiore e aspirante attore, è il nuovo Mister Basso Veronese 2024. Amalia, Madrilena e Fabio saranno protagonisti della locandina ufficiale del 2025.
e rappresenteranno il concorso nella finale di Miss e Mister Europa a Lido di Adriano a fine settembre. Concludo esprimendo la mia grande soddisfazione per il successo dell'evento. Ringrazio di cuore la giuria, gli ospiti, i collaboratori, i parrucchieri e tutto il pubblico che ha partecipato. Un ringraziamento speciale a Matteo Tirapelle, titolare del Nevada Dancing, e al suo staff per l'ospitalità impeccabile. Grazie agli ospiti Max Blasco, Tomás e David Bigardi, Cristina Cerisara, l'Orchestra Voice, Federico Carbognin, Sartoria Francesca, Pierfilippo Franzini di Aria TV per le riprese televisive e al fotografo Moreno Zanardo per i momenti indimenticabili catturati, ma soprattutto al nostro sponsor Aesthetic Prodotti Professionali per Parrucchieri. La serata non ha celebrato solo la bellezza, ma anche la determinazione e il talento di ogni partecipante, segnando un'altra tappa importante per il mondo della moda e dello spettacolo del Basso Veronese e non solo. A tutti i protagonisti di questa splendida serata voglio dire solo una cosa: se siamo tutti! Ciao da Gerry Brighenti, alla prossima!